Prima vittoria storica nel campionato di eccellenza siciliana per il Lascari Cefalù. Alla quarta giornata al Martino Ilardo arriva il 2-1 al Casteldaccia, ultimo a 0 punti in classifica. Esordio da titolare nel Lascari per il nuovo arrivato Gaetano Corda dal Marsala al secondo minuto. Palazzo lo serve di testa, il classe 2004 aggancia subito e fa partire questo mancino. Stupendo l'1-0 del Lascari, così come il raddoppio soltanto 3 minuti più tardi. La situazione nasce da un'altra rimessa laterale, altro tiro al volo, stavolta angolato per il 2-0 del Lascari. Debutto assolutamente travolgente per Gaetano Corda. Il Casteldaccia non ci mette tanto a reagire, trovando per poco il fallo di Palazzo in area di rigore e braccio attaccato al corpo, una mischia da calcio d'angolo e soprattutto il tiro di Pucci che sfiora il palo. Botta e risposta, Corda per poco non aggancia in area mentre Giovanni Gambino fa fatica a trovare lo specchio. Morana impegna Miceli in angolo, Graziano invece prima manda fuori il suo diagonale, poi perde troppo tempo in area. Al 38esimo occhio al destro di Giovanni Gambino sulla traversa, sulla ribattuta Mozzaro, l'ex della partita, fa 2-1, è il suo primo gol in carriera in eccellenza all'età di 30 anni, 3 stagioni e mezzo a Lascari, 52 gol di cui 28 solo l'anno scorso tra promozione e Coppa di categoria. Nel secondo tempo scontro in area con Fazio e Miceli che respinge con il pugno. Per Marino di Acireale si può proseguire anche quando si lamenta un presunto tocco con il braccio di Prestigiacomo in caduta. Altra opportunità per chiuderla a favore del Lascari con Monaco ipnotizzato da Miceli, poi lo stesso Monaco si fa espellere al 76esimo per un fallo di reazione. Altro contropiede del Lascari con Corda, traversone in mezzo, doppia deviazione in angolo. Il Casteldaccia tenta l'assalto in superiorità numerica nell'ultimo quarto d'ora di partita con il mancino di Camiolo che fa partire un flipper in area. Il Lascari si salva, mette in tasca questi 3 punti e guarda con positività la trasferta contro la Parmoval. Sarà difficile invece quella del Casteldaccia in casa del Misilmeri.